È Antonio Vianello, 59 anni, nuovo presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori, associazione traino dell'economia in laguna. Con i suoi circa 450 soci, Vianello è amministratore unico dell'Hotel Villa Mavappa al Lido di Venezia ed ha esperienza collaudata nel catering e nell'ospitalità alberghiera. Un'elezione importante da condividere dunque con gli effetti più cari, anche perché è stato un plebiscito di colleghi a volerlo alla guida dell'associazione. Ecco la sua prima intervista ai nostri microfoni. Mi sento carico di questa responsabilità. Venezia è una città importantissima a livello turistico, per cui ci sono grandi aspettative sia da parte dei colleghi che dalle istituzioni generali. È una categoria trainante della città, un turismo fondamentale per il centro storico, ma non soltanto, per le isole, ma anche per Mestre. E i mandati sono quelli di seguire tutte quante quelle difficoltà che sta vivendo la città, di essere di supporto alle istituzioni e poi di mettere l'associazione nelle condizioni di lavorare al meglio, perché offre dei grandi servizi alla nostra categoria, e aumentare anche la rappresentatività finché sarà possibile. Tanti dossi aperti da affrontare, nell'interesse della città, dalle affittanze brevi, che per Vianello sono un aspetto tutt'altro che da denigrare, al contributo d'accesso, misura che ha trovato l'associazione pronta a sostenere l'amministrazione comunale nell'inserimento, ma l'appello e invito di Vianello è sempre quello di una massima partecipazione per il bene della città. Ci sarà un consiglio con tutte le categorie presentate, dai 5 stelle fino a 1 stella, poi la rappresentatività della rappresentanza del Lido, la rappresentanza di Mestre e Cavallino, che fa parte dell'associazione. L'associazione veneziana arriva fino quasi ad Olo, per cui diciamo un'ampia rappresentanza di tutto il territorio veneziano.